Si riscalda sempre di più il clima preelettorale in vista delle prossime regionali. Sia dal centrodestra che dal centrosinistra c'è un gran movimento in cerca di alleanze future e di nomi spendibili per la candidatura a governatore della Sicilia. Il quadro che si va delineando vede correre da soli grillini nella persona dell'attuale parlamentare regionale Giancarlo Cancellieri, che secondo dei sondaggi pubblicati darebbero il movimento di Grillo al 38%, ma su Cancellieri e gli altri ovviamente sceglierà la rete. Il centrodestra lancia già Nello Musumeci, leader del movimento Diventerà Bellissima, che ha fatto i suoi esordio a Caltagirone con un gran bagno di folla, ma c'è anche l'asse Forza Italia Cantiere Popolare nelle persone di Miccichè e di Romano, quindi saranno primari di centrodestra. Ancora non è deciso se correrà anche la Lega e Fratelli d'Italia da solo o in coalizione. Stando ai sondaggi recentemente pubblicati, il centrodestra unito dovrebbe arrivare al 35%, ma poi c'è il PD che sta lanciando il sottosegretario alla sanità Davide Faraone, ma c'è anche il lancio del nuovo movimento del presidente Crocetta, Riparte Sicilia, una lista con molte personalità, con tanti giovani e donne, non escludendo anche una presenza per il Senato. Il nuovo movimento di Crocetta sarà presentato il prossimo venerdì, giorno 17 a Palermo alle ore 17. Tra i suoi fondatori l'agrigentina Mariella Lobello, attuale vicepresidente della regione. Riparte Sicilia inizia il suo cammino il venerdì 17, apriremo i cantieri, i laboratori, la fabbrica di Riparte Sicilia, che è una federazione di altre associazioni. Qualcuno ci ha chiesto perché Riparte Sicilia, perché è proprio questo che vogliamo dire col nostro movimento. Noi siamo quelli che abbiamo messo a posto i conti della regione, noi siamo quelli che abbiamo finalmente risanato la sanità di questa regione, che era all'ultimo posto a gran distanza dal penultimo. Siamo al 7° posto fra le regioni d'Italia, con un attivo e con prospettive assunzionali sicuramente fortissime. Siamo la regione, siamo il governo regionale che ha tagliato con gli sprechi, non è più la regione degli affari con acqua, rifiuti, energia, formazione e sanità, ma oggi è il governo della regione che guarda alle sue imprese come occasioni come quelle di oggi, all'internazionalizzazione delle nostre eccellenze, che guarda ai suoi beni culturali, che guarda all'occasione turismo. Per esempio 3 bandi saranno dedicati al turismo. Insomma, vogliamo fare della Sicilia, finalmente farla partire, ed ecco perché avevamo bisogno di quei presupposti. Noi siamo quelli che abbiamo realizzato il presupposto perché la Sicilia possa ripartire, ed ecco perché vogliamo essere quelli che questo cammino per la capacità che abbiamo dimostrato a tenere la schiena diritta. Nessun governo era riuscito ad avere da Roma quello che Roma doveva darci, il 1,4 miliardi, il 1,6 miliardi a seconda se noi riuniamo insieme le risorse, sono soldi nostri che però nessuno chiedeva prima, perché insomma forse in cambio di questo si chiedeva di non guardare i conti che in quel momento, come tutti sappiamo, non erano certamente positivi.